Sarà derby sabato sera alle 20:30 contro il Catania. L'Acragas, in vista della partitissima, prosegue la preparazione allo stadio Esseneto. La squadra, allenata da Raffaele Di Napoli, è ultima in classifica a 9 punti, preceduta dalla Paganese con 11 e Casertana 13 punti. Il Catania è secondo a 31 punti, a meno 5 dal Lecce. Chissà che sulla spinta delle novità societarie in casa biancoazzurra non succeda al Massimino qualcosa di eclatante, come del resto è già avvenuto anche se erano altri tempi. Intanto, a proposito di cambio in seno alla società, passano le ore con i tifosi in trepida attesa della fumata bianca, che dovrebbe essere davvero imminente, anche perché il presidente Silvio Alessi lunedì in conferenza stampa ha dato una sorta di ultimatum a chi è interessato a subentrargli, ovvero Alessandro Nuccilli. Nuccilli è venuto qua una volta, abbiamo parlato con un tuo avvocato, abbiamo visto i bilanci del commercialista, gli abbiamo prospettato quelle che erano le nostre richieste per fare il passaggio delle quote. Ha sottoscritto questa lettera di intenti, dopodiché se mercoledì viene e rispetta queste clausole che sono qua, noi giovedì andiamo al notaio. Ma se poi Nuccilli a me poi ha detto che farà l'impianto illuminazione, io me lo auguro perché è una persona determinata. Staremo a vedere se ci troviamo davanti al solito bluff o se invece il discorso intrapreso con l'imprenditore romano abbia solide fondamenta.